station will have fuel. Quindi dice, le distanze qua in Namibia, noi siamo abituati magari a quelle italiane, ma quelle distanze sono veramente siderali. Quindi ogni volta che c'è l'opportunità, che anche se la macchina è 3/4 piena, ma se c'è l'opportunità di fare benzina, uno la fa perché è meglio così. La Namibia è un paese in cui vive un abitante ogni 2 chilometri quadrati, in una natura immensa e primordiale, fatta di deserti, animali selvaggi e colori sgargianti che si mescolano con la simpatia solare della gente comune. È una simpatia contagiosa che si esalta nelle note dei canti popolari. Sono particolarmente suggestivi e carichi di un forte timbro di originalità che evoca i grandi spazi dell'Africa, le notti stellate e le atmosfere struggenti del deserto. Dalle strade ordinate di Windhoek, la capitale, il deserto del Kalahari si raggiunge in alcune ore di auto. Durante la notte o alle prime luci dell'alba, le piste che si inoltrano nella savana sono spesso la chiave per entrare in contatto con gli animali selvaggi namibiani. Nel periodo invernale, che corrisponde alla nostra estate, le notti sono particolarmente fredde e pungenti. Le temperature sono prossime allo zero e in queste condizioni il vento gelido accentua la rigidità delle notti cristalline. Nella semioscurità, appena trafitta dai primi raggi del sole, le immense praterie sono un'inesauribile fucina di vita. L'elegante mantello degli Springbok, la piccola antilope diffusa in tutto il paese, si nasconde e riappare dietro gli alberi come un fantasma di colore pastello. Nella riserva di Anib, nelle calde ore del mattino, gli gnu, gli struzzi e le giraffe sembrano accennare un aristocratico passo di danza tra i numerosi cespugli dai riflessi pastello. La strada che si inoltra all'interno del deserto del Namib mostra in realtà una zona semidesertica e attraversa passi montani e ampie vallate desolate tempestate da rocce nere e da una rada vegetazione che sopravvive alle grandi calure estive. Le modeste montagne e gli altipiani che si innalzano dalle depressioni riarse dal sole vengono comunemente indicate come le Grandi Scarpate. È un ambiente molto arido e si ritiene tra i più antichi del nostro pianeta, abitato da una flora e da una fauna fortemente adattate a condizioni estreme. Le sterpaglie che ammantano gran parte dell'ecosistema sono spesso abitate da serpenti particolarmente velenosi. Uno di questi, il cosiddetto horn snake, è un serpente molto diffuso ed estremamente pericoloso per l'uomo. In questo deserto, che racchiude elementi di grande interesse geologico e botanico, trova origine il nome dell'intero paese, Namib. Namib, infatti, nella lingua del popolo Nama, significa territorio ampio. Tra queste sterili montagne si nascondono talvolta dei piccoli accampamenti che accolgono i visitatori in ambienti davvero esclusivi per il silenzio e la lontananza da ogni umano insediamento, di fronte ad uno degli spettacoli naturali più belli della Namibia, in una dimensione fatta di vento, di pietre e di sabbia. Di primo mattino la luce radente del sole inonda gli intensi colori rosa e arancio delle dune di Sossusvlei, all'interno del grande mare di sabbia del Namib, che si spinge fino all'Oceano Atlantico. Copre una superficie di ben 55.000 km², più dell'intera Svizzera, ed è considerato estremamente arido. La piovosità annuale, infatti, raggiunge a malapena i 5 mm e, nonostante ciò, non mancano gli animali e una stentata vegetazione che sopravvive grazie alla frequente presenza della nebbia. Nel più famoso territorio di Sossusvlei, i rilievi sabbiosi tra i più alti al mondo, come la Big Daddy, che raggiunge i 320 metri, sono composti da variopinte sabbie di quarzo che passano dal color crema al rosso e al viola.
sono talvolta bastonate da tempeste di sabbia, non usuali ma possibili e senza dubbio violente. L'eccezionale scenografia di Sossusvlei è caratterizzata da un anfiteatro di dune rosse che sono state originate tra i 3 e i 5 milioni di anni fa nel Kalahari e successivamente trasportate dal fiume Orange River fino all'oceano. I resti degli alberi che punteggiano il sito, protagonisti di numerosi film e documentari in tutto il mondo, sono ancorati alla sabbia da oltre 800 anni, al di sopra di un fiume effimero. Nel cuore del Namib, tra le montagne del Nakuluft, il canyon di Sesirem è scavato per circa 1 chilometro nelle rocce sedimentarie della zona e vanta un'età di circa 15 milioni di anni. In alcuni punti del profondo canalone si raccolgono alcune pozze d'acqua, che sono ovviamente un motivo di sopravvivenza per molti animali. Sferzate talvolta da un vento assortante, le creste pietrose dei vicini rilievi si stagliano nella notte sullo sfondo di una scintillante via lattea, che sembra appesa al nero assoluto del cielo. Il sorgere del sole annuncia inaspettatamente il decollo di alcuni aerostati sulla pista che conduce alle più grandi vie di comunicazione dell'Atlantico. Sugli alberi si incontrano talvolta questi enormi nidi condominio edificati dal cosiddetto passero repubblicano, con ingresso ingegnosamente capovolto per evitare spiacevoli incontri con serpenti e altri sgraditi ospiti. La strada che prosegue verso ovest si immerge nell'arido Kuiseb Canyon, abitato da numerosi animali, moltissimi i suricati, incredibilmente adattati ad un clima davvero inospitale. Questi territori sono praticamente inaccessibili. Le poche acque che il fiume raccoglie nel corso dell'anno, soprattutto nella stagione delle piogge, sono praticamente inghiottite dalle sabbie e dal limo e solo raramente raggiungono l'oceano. L'albero faretra appartiene alla famiglia delle aloe e il suo nome deriva dai cacciatori boshimani che utilizzavano i suoi rami come custodia per le frecce. La città di Sfakomund mostra un'architettura di evidente stampo coloniale che ricorda la Baviera. Faceva parte dell'Africa tedesca del sud-ovest ed è stata fondata sulla costa occidentale della Namibia a fine Ottocento da una guarnigione di soldati e coloni tedeschi per creare un insediamento di tipo commerciale. Le imbarcazioni d'altura della vicina Walvis Bay sono un mezzo irrinunciabile per visitare le grandi colonie di otarie in compagnia di un'infinità di gabbiani, cormorani e pellicani che non esitano a elemosinare sulle barche qualche apprezzato boccone. Anche le otarie, come ubbidienti cagnolini, salgono sulle barche per ragioni di opportunità, probabilmente forzate da un'eccessiva familiarità con l'uomo. In queste acque le balene sono di casa, assieme ai numerosi delfini che non disdegnano eleganti esibizioni ludiche a fianco delle imbarcazioni in navigazione. Sono però le otarie le protagoniste delle grandi comunità acquatiche della zona. Le grandi e solitarie distese di sabbia che si estendono lungo la costa ospitano anche uno dei più conosciuti e mitici volatili dell'Africa, il fenicottero rosa, il famoso flamingo, fiamma in portoghese. La tinta del suo piumaggio deriva appunto dall'alimentazione dei numerosi crostacei ricchi di carotene.
Non esistono vie di comunicazione per raggiungere le altissime dune di Sandwich Harbour che si affacciano sull'oceano. L'unico mezzo terrestre è il fuoristrada, con il quale si possono raggiungere sulla spiaggia, durante la bassa marea, anche i 100 km all'ora. Nonostante le frequenti incursioni di un turismo a volte fastidioso, la natura sembra invincibile e refrattaria ad ogni forma di eccesso. Mantiene infatti, senza compromessi, il suo grandioso fascino ancestrale. La grande laguna dell'area protetta di Sandwich Harbour è incoronata dalle gigantesche dune di sabbia ricca di ferro dai riflessi aranciati, che verso l'interno si perdono senza soluzione di continuità. È l'ultimo tratto del remoto deserto del Namib, che qui presenta paesaggi quasi evanescenti tra il silenzio e il respiro dell'oceano. A Cape Cross esiste una delle più grandi colonie di otarie della Namibia, che in questo luogo si riproducono e si alimentano grazie alla corrente del Benguela e alle grandi quantità di pesce. Nella stagione degli amori si contano in questo luogo quasi 250.000 individui. I maschi di otaria possono raggiungere di media i 200 kg di peso, ma con il grasso accumulato sfiorano anche i 360 kg. Le femmine partoriscono un cucciolo con gli occhi azzurri, che spesso viene affidato a dei guardiani comuni, mentre le madri vanno in cerca di cibo. La loro mortalità è elevatissima, essendo facili prede di cacciatori, sciacalli, iene e naturalmente squali. E sono ancora gli elegantissimi fenicotteri rosa a creare nell'immaginario collettivo le icone di un'Africa immortalata nei film più famosi e nei documentari dedicati alla sua natura. Nella spettrale Skeleton Coast si entra attraverso questo cancello addobbato con alcune vertebre di balena nell'unica strada che segue la costa. Questi litorali selvaggi, costellati da relitti, erano stati battezzati dai portoghesi spiagge dell'inferno. Un naufragio tra le correnti imprevedibili dei bassi fondali significa ancora oggi solo l'inizio di un immenso problema che anticipa il peggio. Freddo, mancanza d'acqua, isolamento, tempeste di sabbia, animali feroci e l'assenza di centri abitati sono i compagni di viaggio per circa 1600 chilometri. Un modesto posto di controllo sperduto tra gli altipiani segna il confine con il Damaraland, una vastissima zona montuosa che prende il nome dal popolo Damara che in esso vi abita e che di fatto è stato segregato qui a partire dagli anni 70 in conseguenza delle politiche razziali ed economiche del Sudafrica. Questa terra è uno scenario fantastico di colori e di montagne rossastre. Le attività sono prevalentemente orientate all'allevamento del bestiame e alla difficile coltivazione dei magri terreni strappati alle rocce. I modesti rilievi del Damaraland sono spesso avvolti, soprattutto al mattino, da una nebbia prepotente. Ristora anche un grande numero di piante pericolose, come questa euforbia, il cui latte mortale veniva utilizzato dai boscimani per avvelenare le frecce. Uno degli incontri più affascinanti è senza dubbio quello con gli elefanti. Sono animali molto pericolosi che suggeriscono di restare in auto in silenzio per non innescare sospetti, soprattutto in presenza dei piccoli, e generare degli attacchi dagli esiti spesso fatali. L'elefante africano è considerato l'animale più grande del pianeta e vive normalmente in branchi, costituiti per lo più da femmine, dirette da un esemplare anziano. In molte zone del Damaraland sono operativi diversi lodge di lusso, ma la soluzione dei campi tendati resta ancora oggi il modo forse più genuino per incontrare la natura in un caleidoscopio di colori accesi e di rocce scolpite dalla fantasia.
La lingua namibiana conserva l'arcaica impronta di un sistema comunicativo in cui un curioso e tipico schiocco intervalla le parole. Le tracce del leone sono individuabili grazie all'esperienza e alla conoscenza dell'ambiente. Un'orma, i residui di cibo, la carcassa di una preda sbranata, gli escrementi e i rami spezzati sono indizi preziosi per trovare il re della savana. In quest'area i grandi felini vivono allo stato selvaggio, con una popolazione di circa 1 migliaio di individui, molti dei quali sono monitorati con il radiocollare. Le leonesse vivono spesso in compagnia di altri soggetti della stessa famiglia e, tutte insieme, formano delle interessanti comunità in cui ciascuna di esse si ingegna ad allevare la prole e a cacciare per conto del gruppo. I cuccioli sono essi stessi potenziali prede dei babbuini, che sono dotati di denti particolarmente affilati. Questi leoni adattati del deserto non sono per niente semplici da vedere in quest'area, anzi si possono considerare, come dice Reagan, un bonus che si incontrano, sono esperienze che capitano non tutti i giorni e neanche tutte le settimane, ma perfino per le guide che lavorano qua tutti i giorni capitano proprio di rado. La volpe escogita ogni artificio per rimediare un pasto prelibato con la carcassa di un animale semisepolto da terra e detriti. Un remoto villaggio di alcuni allevatori di capre è uno dei pochi centri abitati che si incontrano sulla pista che conduce al famoso sito preistorico di Tweefontein. La vita in questa spoglia brughiera è una quotidiana lotta per difendere l'acqua, il bestiame e le magre coltivazioni dalle incursioni di elefanti e leoni. Nelle rare fattorie la convivenza tra uomo e animali è spesso molto critica e talvolta a farne le spese sono proprio i leoni che restano vittime dell'esasperazione dei contadini. Tweefontein è un luogo particolarmente affascinante, ricco di antichissime incisioni rupestri realizzate dai boscimani nel Paleolitico oltre 2000 anni fa. Tra i cespugli cinerini della valle, gli spettacolari disegni scalfiti sulle rocce colorate raccontano i segreti della caccia e degli animali. Gli interessanti schiocchi pronunciati da una simpatica ragazza nella click language adattata all'inglese riproduce in ogni click del palato diverse consonanti e diversi suoni che indicano un preciso rumore. So color black we say ngu, color white we say uri. For the rhino ngavas, so it's ngu uri ngavas. Tra le rocce vive in Namibia una rara curiosità botanica, è la Welwitschia mirabilis, un fossile vivente che è considerato un albero, o più precisamente una conifera, che raggiunge anche i 2000 anni. Il territorio del Damaraland, la terra dei Damara, il cui nome è ufficialmente scomparso anche se usato normalmente dalla popolazione, è una regione piuttosto difficile a causa dell'isolamento e delle condizioni climatiche estreme. In alcuni villaggi abbarbicati tra le montagne, i ritmi della vita scivolano comunque in un'atmosfera tranquilla, tra le necessità quotidiane e gli impegni di un'agricoltura povera ma dignitosa. Tra le immense pietraie e le piante scarnificate dal clima inospitale del Kwiseb, alcune piste si dirigono verso il grande nord del paese, fino alle lontane terre dei pastori nomadi Himba. Il nord è anche la terra dei grandi parchi e delle riserve naturali. In queste aree gli animali selvatici si possono osservare in tutta sicurezza e sono assolutamente protetti in un contesto di attenta conservazione della natura.
In Namibia la bassa densità del numero di animali in rapporto alla sterminata superficie dell'ambiente naturale consente un meraviglioso equilibrio tra le varie specie, tra le quali spiccano i Big Five, ovvero i 5 grandi mammiferi africani: i leoni, gli elefanti, i bufali, i leopardi e i rinoceronti neri. La riserva di Etosha, che si estende per quasi 25.000 km², conta 340 specie di uccelli e oltre 120 specie di mammiferi, protette da ben 800 km di recinzione. Il leone è uno dei predatori più temuti al mondo. Il suo ruggito si avverte anche a 5 km di distanza. Nonostante ciò, la sua vita non è delle più facili a causa delle innumerevoli difficoltà nella ricerca di cibo e degli altri fattori biologici. Della riserva fa parte anche l'Etosha Pan, una distesa desertica salata di oltre 5.000 km². In termini di cifre, in questo parco vivono ben 400 leoni, 2.400 elefanti e 50 specie di serpenti. L'elefante africano raggiunge un'altezza massima di 4 metri e un peso medio tra le 6 e le 8 tonnellate. La durata della sua vita è in media di circa 70 anni e il loro fabbisogno d'acqua giornaliero è di circa 200 litri. Nei parchi della Namibia si possono incontrare, soprattutto nella stagione secca, numerosi esemplari che in branco si avviano alle sorgenti o alle pozze d'acqua per la beverata. Anche il rinoceronte è una creatura imponente, il cui peso arriva a sfiorare anche le 3 tonnellate e mezzo. In Africa presenta 2 specie, il bianco e il nero. Quest'ultimo non differisce molto per il colore, ma per altri caratteri somatici. È in generale più piccolo ed è purtroppo in via di estinzione. Questo grande erbivoro ha un carattere ruvido e pericoloso. È stato cacciato in passato soprattutto per il suo grande corno, ritenuto a torto da molte credenze popolari e religiose depositario di poteri curativi e afrodisiaci. Nelle tinte struggenti dei tramonti africani, alcune leonesse del parco hanno individuato una preda per lenire i morsi della fame e si preparano alla caccia schierandosi per l'attacco opportunamente distanziate. La natura di un mondo così lontano dalla civiltà di oggi stride inevitabilmente con i palazzi moderni e i paesaggi urbani di Windhoek, che con le sue atmosfere a tratti nervose ricama le fattezze della più marcata impronta occidentale. Un'Africa probabilmente molto diversa e molto lontana dalla Namibia dei grandi spazi e delle incredibili notti stellate nei suoi deserti.